Il doppio volto dell'immigrazione. Ogni giorno abbiamo a che fare con sentimenti contrastanti che non solo spaccano in due l'opinione pubblica, ma dividono ogni singolo individuo, anche il più moderato ed equilibrato fra sentimenti contrastanti. Basta confrontare i semplici fatti di cronaca. Partiamo dal senso di rabbia e di indignazione. 40 tunisini, dopo aver bivaccato e dormito fra la stazione ferroviaria centrale di Agrigento e tutta l'area circostante, occupano il primo treno in partenza per Palermo. Non appena le porte del convoglio ferroviario sono state aperte, si sono intrufolati ed hanno preso posto sul treno. Il capotreno ha inevitabilmente chiesto i biglietti a tutti quei migranti e nessuno aveva il necessario ticket, sono stati dunque invitati a scendere ed è in quel momento che l'aria si è fatta pesante, hanno perfino danneggiato rompendo una maniglia e mandando in frantumi una vetrata. Il treno è poi partito con mezz'ora di ritardo. Sul posto, cercando di frenare il comportamento esagitato dei migranti, oltre alla polizia ferroviaria, sono accorsi anche i carabinieri e le pattuglie della questura. Sono riusciti a sgomberare il treno, i migranti sono tutti scappati a gambe levate. Soltanto quando l'emergenza è di fatto rientrata, il treno con i suoi pendolari ha potuto mettersi in marcia verso il capoluogo siciliano. La reazione a questi fatti. Oggi la Lega ha marciato sulla Scala dei Turchi contro l'arrivo incontrollato in Sicilia ed in particolare sulle coste agrigentine di migranti. Non una causa-effetto immediata perché era già stata programmata nei giorni, ma il focolaio di protesta e di indignazione parte da fatti come l'occupazione del treno. E già si erano verificate manifestazioni in piazza del genere come la protesta dei commercianti a Porto Empedocle contro il centro d'accoglienza o quella analoga degli abitanti della vicina Siculiana. È noto che ieri 40 delinquenti provenienti dalla Tunisia hanno devastato il treno Agrigento-Palermo. Pretendevano viaggiare gratis e di fronte alle dimostranze della polizia hanno fatto una vera e propria opera vandalica. Sono stati violentissimi, questo è quello che si dice. Perché narro questo? Perché da queste coste, esattamente qui, dalla Tunisia che è di fronte a noi, arrivano ogni giorno decine e decine di ex galeotti. Sono galeotti perché, come è noto, in Tunisia ci sono state ben 2 amnistie, per cui coloro che arrivano qui con le barche di fatto sono soggetti che non hanno frequentato le patrie galere tunisine. Quella che vedete in fondo, neanche a farla apposta, è una nave, è un'imbarcazione di un'autorità marittima, non diciamo qual è comunque, perché noi siamo dalla parte delle forze dell'ordine. Ecco, come vedete quindi è facile intercettare questi soggetti, ci sono i satelliti, ci sono le nostre strutture costiere e quindi perché non si interviene? Perché c'è un motivo semplice: il governo nazionale dà copertura a questo fenomeno. Parliamo invece adesso dell'altra faccia della medaglia, l'empatia, la commozione, la solidarietà. Su Facebook impazza il copia e incolla della lettera di Samir, un egiziano naufragato e morto durante il suo viaggio della speranza e arrivato cadavere a Pozzallo. Con sé aveva una lettera sigillata in una busta di plastica con scritto: «Mio adorato amore, per favore non morire, io ce l'ho quasi fatta, domani mi imbarco per l'Italia. Se leggerai questa lettera io sarò salvo e noi avremo un futuro. Ti amo, tuo per sempre, Samir». La reazione, l'altra faccia invece positiva di questi fatti è che da 4 anni a Lampedusa si celebra il naufragio del 3 ottobre, in cui nel 2014 morirono 366 migranti al largo dell'isola dei Conigli. Una triste circostanza che vedrà in questa occasione sulla maggiore delle isole Pelagie 200 studenti provenienti da varie nazioni europee discutere di immigrazione, integrazione, diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Sull'isola anche il Presidente del Senato Pietro Grasso, il Ministro della Pubblica Istruzione Valeria Fedeli e la sera del 3 ottobre il concerto di Claudio Baglioni.